Buonasera a tutti, benvenuti al webinar dei venerdì del terzo settore. Quello di oggi è l'ultimo appuntamento prima della pausa natalizia con la nostra rassegna di seminari, però non vi salutiamo perché non è l'appuntamento definitivo, i saluti finali e la chiusura della nostra rassegna dei venerdì del terzo settore la rimandiamo a gennaio. A gennaio stiamo preparando degli eventi conclusivi, non ancora delineati, ma su questi vi informeremo bene nelle prossime settimane attraverso la nostra newsletter e attraverso il nostro sito che, lo ricordo, è www.venerditerzosettore.org. Oggi abbiamo il piacere di ospitare con noi il generale di brigata della Guardia di Finanza Michele Dell'Agli, capo di Stato Maggiore del Comando Regionale del Veneto, a cui do il benvenuto e che ringrazio per essere qui con noi. Buonasera generale. Buonasera, grazie. Con lui affronteremo un tema importante, un tema attuale e decisamente sentito da tutte le imprese, insomma non solo quelle del terzo settore, ma in questo contesto particolarmente da quelle del terzo settore. Il tema dell'azione della Guardia di Finanza nel contesto appunto del terzo settore. Prima di dare la parola al generale per il suo intervento, il suo seminario, do però la parola al professor Manlio Miele, organizzatore e membro del comitato scientifico dei venerdì del terzo settore, a cui cedo il microfono per una introduzione. Buonasera professore. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. Inutile che io dica che è per me un grandissimo onore fare una breve introduzione al nostro incontro di questa sera. Sono dei saluti che io porto molto volentieri anche a nome dell'Università di Padova e del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto di cui sono in questo momento direttore. L'incontro con il generale Michele Dell'Agli era stato fissato prima della pandemia, era stato fissato come 15° incontro al 15 maggio del 2020. Poi i noti eventi ci hanno costretto a tramutare i nostri incontri dalla presenza alla distanza e anche di modificare le date. Io devo rendere testimonianza e ringraziare il generale Dell'Agli per la disponibilità con cui si è adattato alla nuova organizzazione. Che cosa devo dire del generale Dell'Agli? Io ho il suo curriculum ed è un curriculum naturalmente che richiederebbe molto tempo. Vorrei solo segnalare il fatto che il generale Dell'Agli ha frequentato l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo dal 1983 al 1987. Poi la sua carriera naturalmente è tutta costellata di incarichi di altissimo profilo istituzionale e di responsabilità. Fino al 90 il generale è stato al comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Bergamo, è stato comandante del gruppo provinciale di Caltanissetta, è stato comandante della compagnia della provincia di Brindisi, è stato al nucleo centrale di polizia tributaria a Roma, poi è stato in Puglia, è stato comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lecce. Io salto molti incarichi che ha avuto il signor generale. Poi tra il 13 e il 16 è stato comandante provinciale della Guardia di Finanza di Genova. Da Genova nel luglio del 2016 è passato nella nostra regione Veneto e tra il luglio del 2016 e il luglio del 2020 è stato capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Veneto. Nel luglio di quest'anno è stato nominato capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale dell'Italia nord-orientale e quindi la sua azione di comando, la sua sfera di comando copre le 3 regioni, il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia. Formazione del generale. Il generale ha la laurea
in giurisprudenza nell'Università di Pavia a pieni voti, poi si è laureato in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria con lode a Roma, Tor Vergata, poi oltre a vari master e corsi specialistici, ha fatto un master di secondo livello a Roma 3 nella Facoltà di Scienze Politiche in Peacekeeping and Security. Nel 2010 ha svolto il master universitario in diritto tributario dell'impresa con la lode presso l'Università Bocconi di Milano. L'attività di docenza del generale Dell'Agli non è da meno. Il generale Dell'Agli ha ripetutamente insegnato in master in diritto e pratica tributaria presso l'Università degli Studi di Bari e ancora è stato docente a contratto di diritto tributario presso l'Università degli Studi di Lecce. È stato docente nel master di primo livello sulla fiscalità dell'impresa nell'Università degli Studi di Bari. Ancora ha insegnato a Bari nell'ambito del master sulla fiscalità dell'impresa. Ha insegnato, è stato docente presso la Scuola di Polizia Tributario della Guardia di Finanza. Ancora ha avuto la docenza presso l'Università Campus Biomedico di Roma, metodi e strumenti per la security, e infine nel 2017 ha tenuto la docenza presso l'Università degli Studi di Firenze nel master diritto della gestione e risoluzione delle crisi d'impresa e del debitore. Allora che cosa devo dire? Devo dire che con un curriculum di questo genere, rapportato al titolo dell'incontro di oggi, l'azione della Guardia di Finanza nel contesto del terzo settore, evidentemente non poteva esserci relatore più adatto rispetto ad un titolo di questo tenore. Io non voglio parlare oltre. Ringraziare ancora il generale per l'onore che ci fa con la sua presenza e probabilmente la grande presenza di prenotazioni all'incontro di oggi ha a che fare con un'espressione magica che io traggo dalle linee guida del 2018 per i controlli da parte della Guardia di Finanza sugli enti no profit. Controllo della reale natura dell'ente. Controllo della reale natura dell'ente. Non vado oltre, mi taccio, ringrazio ancora il signor generale per la sua presenza e gli cedo la parola molto volentieri. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie professore Miele per questa presentazione troppo lusinghiera per me, insomma, e soprattutto ringrazio lei e l'Università di Padova e la Fondazione Cariparo per questo invito a questo incontro. È una opportunità che mi lusinga, sicuramente mi rende molto ho molto piacere di questo incontro, ma soprattutto piacere della possibilità di far conoscere e di avvicinare la Guardia di Finanza e alcuni concetti a base del nostro agire quotidiano a una platea così importante non solo per l'ampio numero dei presenti che lei giustamente sottolineava, ma così importante per il ruolo che questo settore della nostra società e anche della nostra economia svolge e per quanto posso io intravedere svolgerà ancor più e con maggiore peso nella nostra vita sociale ed economica. In realtà mi voglio approcciare a questo tema come anche sottolineava la dottoressa Mandurino, perché poi quello che noi facciamo per il terzo settore non riguarda soltanto il terzo settore, ma potrebbe essere visto in un'ottica ancora più ampia. Certamente
la Guardia di Finanza è il presidio che il nostro ordinamento giuridico ha individuato a tutela della legalità nel mondo economico-finanziario, della legalità nel suo complesso, ma per quanto ci riguarda in particolare la legalità connessa al mantenimento della sicurezza economico-finanziaria. Riprendendo quello che diceva un nostro comandante generale qualche anno fa, la sicurezza economico-finanziaria è un po' come l'aria, che fin tanto c'è non ti accorgi nemmeno che ne hai bisogno, se manca ti accorgi perché diventi, non riesci a respirare. Ha dei riflessi la sicurezza sia nel concetto di sicurezza interna del paese, quindi per l'ordine e la sicurezza pubblica interno del paese, ma ha un rilievo molto importante anche in termini di sicurezza esterna. A nessuno può sfuggire il fatto che un sistema finanziario e un erario solido consente a tutti gli operatori e allo Stato, ma anche a tutte le imprese, di poter contare su un ambiente anche internazionale favorevole. Il tema che ovviamente viene in evidenza parlando di sicurezza economico-finanziaria è intanto di individuarne il senso di queste due parole, sicurezza economica. La sicurezza economica è fondamentalmente la sicurezza e la tutela del corretto funzionamento di tutti i mercati, quindi non solo il mercato delle merci, ma ovviamente il mercato dei servizi, i mercati finanziari, tutti i mercati. E quindi garantire l'osservanza delle regole sui mercati significa garantire che il sistema consenta a tutti gli operatori e ai cittadini un mondo, diciamo, limpido di corretta competitività e di possibilità di progresso. L'aspetto della sicurezza finanziaria è legato fondamentalmente alla finanza pubblica, quindi la tutela dei due ambiti fondamentali della finanza pubblica, che sono l'ambito delle entrate erariali e l'ambito poi delle spese, quindi delle uscite. Venendo, diciamo, al discorso dell'evasione fiscale, ecco, devo dire, vado rapidamente, che nel 2015 il decreto legislativo 160 ha introdotto un sistema di verifica anche dell'entità dell'evasione fiscale basato su una stima che viene individuata con il termine tax gap. E questa stima peraltro è oggetto di una relazione annuale che viene formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e per avere un'idea, nel quinquennio dal 2013 al 2018, che è oggetto dell'ultima relazione, ecco, la stima dell'evasione fiscale in Italia è stata di circa 85 miliardi di euro all'anno. Quindi voi capite bene quanto questa entità può incidere non solo sul funzionamento dello Stato, ma anche, e quindi la possibilità dello Stato di fornire servizi pubblici e di alimentare il sistema economico, ma soprattutto impedisce il funzionamento ordinario dei mercati, perché evasione fiscale corrisponde a distorsione della concorrenza, distorsione del funzionamento delle regole tra gli imprenditori. Incide anche sulla politica economica in definitiva dello Stato, perché nel momento in cui una delle leve della politica economica, che è la politica fiscale, viene distorta dall'evasione fiscale, questo non consente al legislatore di utilizzarla appieno per rendere più efficace ed efficiente l'allocazione della ricchezza nell'economia. Non parlo ovviamente direttamente dell'effetto dell'evasione fiscale, che consente anche a soggetti che artatamente dimostrano di avere una capacità reddituale e di contribuzione
inferiore a quella reale, non solo non partecipano adeguatamente al costo della vita pubblica e dei servizi che lo Stato fornisce ai cittadini, lo Stato, ma non solo lo Stato, in realtà lo Stato, le regioni, tutti gli enti pubblici territoriali, ma non solo questo aspetto, ma anche consente a questi soggetti, persone fisiche o giuridiche che siano, di accedere probabilmente a servizi e a finanziamenti pubblici a cui non avrebbero diritto. Quindi l'evasione fiscale in realtà incide non solo sulla finanza pubblica nel senso delle entrate, ma anche nel senso della corretta allocazione della spesa pubblica. Devo dire, ci sono poi varie classificazioni dell'evasione fiscale, ma non mi voglio soffermare più di tanto. Sicuramente include il sommerso economico, ma include anche attività illegali tout court, quindi attività che non solo si nascondono alle autorità fiscali, ma attività che proprio violano, sono produttive di beni o di servizi che però avvengono in modo assolutamente illegale, oppure sono essi stessi illegali. Per esempio, un'attività illegale è anche quella del contrabbando. Dall'evasione fiscale si usa anche distinguere il concetto di elusione fiscale e abuso del diritto, come è stato più recentemente individuato dal legislatore. Sono l'articolo 37 bis del DPR 600 del 73 che ha inizialmente individuato questa formula dell'elusione fiscale, che è un comportamento che sta un po' in mezzo tra illecito e l'illecito, perché in realtà sfrutta in modo irregolare la possibilità di accedere a norme che vengono forzate, vengono strutturate per ottenere un indebito risparmio fiscale. E questo concetto, che era già espresso nel DPR 600, che è il DPR che si occupa dell'accertamento ai fini delle imposte sui redditi, è stato ulteriormente ripreso e ha portato all'introduzione nella legge 212 del 2000 dell'articolo 10 bis, che appunto disciplina in modo ancora più ampio e completo l'abuso del diritto o elusione fiscale, che dir si voglia. Ritornando al mondo dell'evasione fiscale, i comportamenti che il corpo, anche in base alla legge del 2015 che ho citato, è più direttamente chiamato, il corpo della Guardia di Finanza chiamato a contrastare, è proprio quello della frode fiscale. La frode fiscale che in realtà quindi individua, è un concetto che individua condotte di evasione che sono veramente collegate a comportamenti fraudolenti e spesso questi comportamenti fraudolenti anche legati a fenomeni di criminalità organizzata vera e propria. Per individuare questo tipo di evasione fiscale così perniciosa, così grave, ci viene in soccorso soprattutto il decreto legislativo 74 del 2000, che è la norma che compendia i reati tributari in materia di IVA e imposte dirette in particolare. E in particolare si tratta, quando ci si riferisce alla frode fiscale, ai reati che riguardano l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o comunque dichiarazioni dei redditi e dell'IVA che sono irregolari, non veritiere, false, attraverso un uso fraudolento di altri artifici. Si tratta sostanzialmente dell'articolo 2 del decreto legislativo 74, cioè la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni esistenti, a cui fa il paio l'articolo 8, che invece è l'emissione. Quindi l'articolo 2 punisce chi utilizza per fare la dichiarazione fraudolenta una fattura per operazione esistente.
L'articolo 8 punisce chi la emette, quindi chi la produce questa fattura, per avvantaggiare nella dichiarazione appunto chi la usa. E poi l'articolo 3 del decreto legislativo 74 che riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Non posso non spendere due parole sulla fattura per operazione esistente, in particolare l'articolo 1 del decreto legislativo 74 ne individua i contenuti, però fondamentalmente noi individuiamo due tipologie. Una fattura per operazione esistente oggettivamente falsa, quindi una operazione oggettivamente inesistente. Questo si ha quando il documento fiscale, la fattura, documenta appunto operazioni commerciali, prestazioni di servizio che non sono state realmente effettuate, o in tutto o in parte. Da questo tipo di fattura per operazione esistente dobbiamo distinguere la fattura soggettivamente falsa invece, quando l'operazione che viene documentata con quella fattura effettivamente potrebbe essere avvenuta, è avvenuta, ma in realtà i soggetti, quindi il soggetto che la emette o il soggetto che la riceve, sono diversi da quelli che effettivamente hanno posto in essere l'operazione. Un particolare e pernicioso uso della frode fiscale è quello delle frodi carosello IVA. Le frodi carosello IVA riguardano sostanzialmente transazioni che hanno il carattere dell'internazionalità nel mondo della comunità europea, e quindi un'evasione che viene ad essere posta in essere in relazione alla natura armonizzata dell'imposta sul valore aggiunto in ambito europeo. In sostanza, grazie alla non imponibilità delle operazioni intracomunitarie, appunto, attraverso soggetti che vengono comunemente denominati cartiere, in inglese a livello internazionale si parla di missing traders, e quindi soggetti che sono normalmente riconducibili a teste di legno, a prestanomi, a comunque prive di strutture, di disponibilità, sostanzialmente soggetti che producono solo fatture e nient'altro. Ecco, attraverso questi soggetti su cui poi l'organizzazione o comunque i compartecipi fanno ricadere l'onere fiscale complessivo di tutta l'operazione, ecco, attraverso questo dei soggetti che invece sono i beneficiari di queste operazioni, che potrebbero anche loro essere schermati da imprese filtro che allungano la catena dei passaggi cartolari della merce, ecco, attraverso questo riescono a ottenere un indebito vantaggio che non solo fiscale, ma molto spesso comporta proprio una distorsione del mercato in cui si verifica questa modalità, perché consente a chi partecipa a questo atto criminale di posizionarsi sul mercato con prezzi che sono sicuramente di gran lunga competitivi rispetto agli operatori irregolari, e quindi buttano fuori mercato gli operatori irregolari. Cosa fa e come può la Guardia di Finanza agire su questo fronte e cercare di contenere i gravi danni che queste pratiche hanno sul nostro sistema economico? Ecco, la Guardia di Finanza ha una storia che inizia, direi, forse storicamente inizia come corpo confinario, quindi addirittura negli stati preunitari. Però, ecco, parlando ora dell'attività di carattere tributario della Guardia di Finanza, la storia della Guardia di Finanza in questo mondo della lotta all'evasione fiscale inizia nel 1922, quando viene il ministro delle Finanze dell'epoca, in un discorso alla Camera dei Deputati, cito, dice di dover rafforzare gli organi di accertamento, di valutazione e di controllo per imporre il rispetto delle leggi finanziarie esistenti e per provvedere alla persecuzione giudiziaria dei trasgressori.
Questo si traduce nell'anno successivo nella legge istitutiva della Polizia Tributaria Investigativa e viene individuata a questo fine proprio la Guardia di Finanza con il compito di promuovere studi diretti a prevenire e reprimere il contrabbando e le altre frodi alla finanza, combattere l'evasione dei tributi e in specie la criminalità organizzata. Successivamente, nel 1926, alla Guardia di Finanza e in particolare ai suoi membri vengono attribuite le qualifiche di polizia tributaria investigative e con questa legge 63 del 1926 agli appartenenti, agli ufficiali, ai sottufficiali e agli appuntati finanzieri della Guardia di Finanza vengono estesi i poteri e le facoltà di indagine che erano previste dalle leggi finanziarie per i soli uffici finanziari. Quindi da quel momento la Guardia di Finanza si può avvalere di un assetto completo di strumenti e di potestà investigative che le consentono di operare efficacemente. Questo assetto è stato poi ripreso anche dal legislatore di attuazione della riforma tributaria della legge 825 del 1971 e quindi nei decreti degli anni appunto 73, insomma 72 per quanto riguarda IVA e 73 per gli altri tributi, in quei decreti, soprattutto nel 633, quindi nel decreto DPR 633 del 1972 agli articoli 51 e 52 e poi 63 come vedremo dopo e agli articoli 32 e 33 del DPR 600 appunto viene esteso anche qui alla Guardia di Finanza tutto l'asset dei poteri e delle facoltà attribuiti dalla legge agli uffici finanziari per l'accertamento, il controllo e l'accertamento dei tributi. Questo apparato di poteri e di potestà si implementa e si radica su quelli già assentiti nell'epoca appunto di istituzione della Polizia Tributaria Investigativa con la legge tuttora vigente, molto importante per il corpo, la 7 gennaio 1929 numero 4, che agli articoli 34 e 35 attribuisce appunto ai componenti della Guardia di Finanza e della Polizia Tributaria particolari prerogative sia in termini di possibilità di accesso negli uffici degli esercizi pubblici e nelle aziende industriali e commerciali, sia possibilità appunto di esercitare i poteri e le potestà previsti dalla legge per eseguirvi verificazioni e ricerche, dice la legge. Ricordiamo questi termini, verificazioni e ricerche, perché sono un punto fondamentale dell'attività della Guardia di Finanza per la legalità economico-finanziaria. Un passo importante che poi riprende sempre un'altra previsione della legge 7 gennaio 29 numero 4 è quello che è stato fatto con il DPR 600, in quanto proprio l'articolo che citavo della legge 7 gennaio 29 numero 4 individuava nella polizia tributaria l'organo a cui anche la polizia giudiziaria e gli altri uffici pubblici dovessero far convergere ogni notizia in ordine a violazioni alla legge finanziaria. Ecco, l'articolo 36 del DPR 600 riprende questo concetto che era già presente nella legge del 29 e quindi rafforza questo concetto imponendo e prevedendo che tutti gli organismi di vigilanza, e quindi, ma compresa anche la magistratura e le altre forze di polizia, abbiano l'obbligo di comunicare alla Guardia di Finanza i fatti che possono configurarsi come violazioni fiscali quando ne abbiano notizia nell'esercizio delle loro funzioni. Un passaggio fondamentale della storia delle potestà e delle prerogative della Guardia di Finanza per garantire la sicurezza economico-finanziario è arrivato proprio con il decreto legislativo numero 68 del 2001
che è il decreto con il quale si è passato dal concetto di polizia tributaria e finanziaria che l'assetto normativo che vi ho citato aveva delineato negli anni precedenti, si passa al concetto che vi ho in inizio esplicitato della polizia economico-finanziaria. La Guardia di Finanza viene definita proprio dall'articolo 2 in particolare del decreto legislativo 68 del 2001, la polizia economica e finanziaria a tutela dei bilanci dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione Europea. Nel fare questo, la norma al comma 2 individua tutti i settori e i compiti dove la Guardia di Finanza deve garantire queste funzioni di polizia economico-finanziaria, che sono funzioni sostanzialmente di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopolio fiscale e altri tributi di tipo erariale o locale, quindi tutto il mondo dell'imposizione diretta e indiretta sugli affari. I diritti doganali e di confine e le risorse proprie e le uscite dell'Unione Europea, ogni altra entrata tributaria. Ma ora non vi sto ad elencare tutti i compiti, ma come voi vedete sia sul fronte delle entrate sia sul fronte della spesa pubblica vengono attribuiti compiti finalizzati appunto a garantire la sicurezza economico-finanziaria che vi ho prima descritto. Non trascurando in questo anche il concetto che dicevo del corretto funzionamento dei mercati, quindi sia dei mercati finanziari, sia dei mercati legati al diritto d'autore, al know-how, ai brevetti, alle privative industriali e al loro sfruttamento economico. Quindi per concludere poi questa elencazione con una formula di chiusura che cito: ogni altro interesse economico-finanziario nazionale e dell'Unione Europea. Ecco, vedete quindi come i compiti per la sicurezza economico-finanziaria sono declinati in modo molto puntuale e come viene individuata proprio la Guardia di Finanza come la struttura di riferimento dello Stato per garantire la sicurezza economico-finanziaria. Questa struttura, tra l'altro, viene arricchita con il comma 4 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo 68 del 2001, perché in questo comma viene esteso a tutte queste categorie di compiti e di sfere di operatività assentite al corpo della Guardia di Finanza la possibilità di esercitare per qualunque di questi settori le facoltà e i poteri che sono previsti dagli articoli che prima vi ho menzionati, 32 e 33 del DPR 600 del 73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi e 51 e 52 del DPR 633 del 72 in materia di IVA. Ma detto questo, in ordine alle potestà e alle facoltà del corpo, come vengono esercitate? Ecco, io mi permetto così, ma semplificando sicuramente, di individuare tre macro processi che il corpo pone in essere per declinare in concreto l'attività di polizia economico-finanziaria. Il primo che voglio citarvi è l'attività di controllo del territorio, il controllo economico del territorio. Questo è finalizzato sostanzialmente al monitoraggio e all'interdizione dei traffici illeciti che si svolgono sul territorio, è finalizzato sicuramente all'individuazione delle manifestazioni concrete di ricchezza e quindi alla raccolta informativa su queste manifestazioni di ricchezza che possano risultare ingiustificate e quindi possano essere in realtà il sintomo di attività illecite o criminali poste in essere da chi le manifesta, e poi
la presenza sul territorio attraverso i nostri presidi, le nostre caserme, i nostri reparti del corpo, le nostre pattuglie che operano sul territorio per la ricezione delle segnalazioni, degli esposti e delle denunce dei cittadini, ma anche delle segnalazioni degli altri organi dello Stato preposti alla sicurezza. Questa mole di patrimonio informativo che il corpo gestisce attraverso sistemi anche informatizzati va ad alimentare l'attività di intelligence, se mi consentite questo termine, ma in realtà è un'attività di analisi, appunto di valutazione del patrimonio di informazioni raccolte anche attraverso il controllo del territorio, e questa attività viene declinata sia dal punto di vista soggettivo, cioè andare a capire il soggetto persona fisica, contribuente, ma anche il soggetto persona giuridica, l'impresa, la compagine societaria, ecco, andare a individuare dal punto di vista soggettivo che caratteristiche ha questo soggetto e quali sono le eventuali anomalie nella disponibilità patrimoniali e nelle caratteristiche nell'esercizio delle attività che svolgono. Poi sicuramente viene analizzata la mole del patrimonio informativo della Guardia di Finanza sotto un profilo oggettivo e quindi anche potrei dire sotto il profilo del contesto esterno, quindi in cui opera questo contribuente o questo soggetto che si sta ricognendo e si sta valutando, e del quadro di riferimento normativo del contesto esterno di cui parliamo. E alla luce di queste valutazioni l'analisi deve portare all'individuazione del modulo operativo e quindi del modulo di intervento e dell'obiettivo concreto di contrasto al fenomeno illegale che si sta analizzando da attuare. Il modulo operativo in realtà non è mai un modulo operativo. I moduli operativi possono essere molteplici e in realtà le best practice che di giorno in giorno l'attività sul terreno che il corpo sviluppa definisce sono molteplici e vengono comunque cristallizzate in sistemi informativi della Guardia di Finanza. Ma per andare a una macro categoria, noi diciamo abbiamo sostanzialmente due anime, quelle della polizia giudiziaria e quindi delle investigazioni penali, e poi quella della polizia amministrativa, e quindi delle investigazioni e delle ispezioni di natura amministrativa, che ovviamente nel mondo della polizia economico-finanziaria hanno un ruolo importantissimo e talvolta prodromico a quello della polizia giudiziaria vera e propria. In realtà, grazie alla sfera di potestà di cui accennavo prima e ai compiti di polizia giudiziaria in via generale previsti dal Codice di procedura penale per gli appartenenti al corpo di polizia della Guardia di Finanza, come per Polizia di Stato e Carabinieri, sono le tre forze di polizia italiane che hanno compiti generali di polizia giudiziaria. Ecco, attraverso questo asset di potestà e di facoltà di natura giudiziaria e amministrativa, la Guardia di Finanza è in grado di approcciare in modo trasversale qualunque fenomeno illecito, quindi sotto tutte le sue sfaccettature, dove oggi più che mai l'aspetto legato alla patrimonialità delle attività criminali ha una rilevanza certamente che non sfugge a nessuno. Nella attività di polizia giudiziaria non mi dilungo ulteriormente sugli aspetti legati ai vari strumenti, li cito soltanto. Mi voglio però un attimo soffermare sul concetto di notizia di reato, che è quella che fa nascere l'attività di polizia giudiziaria. In realtà, in base all'articolo 347 del Codice di procedura penale,
l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha l'obbligo di informare senza ritardo il pubblico ministero e quindi la Procura della Repubblica delle notizie di reato che acquisisce. E indubbiamente questo concetto di notizia di reato è un concetto che talvolta può scaturire anche nell'ambito di attività di carattere amministrativo che vengono svolte. In particolare anche nell'esecuzione dei controlli e delle verifiche ai fini tributari spesso ci si trova al cospetto di fatti e situazioni che possono integrare uno dei reati previsti in particolare dal decreto legislativo 74 del 2000. In questi casi, quando un'attività che nasce di natura amministrativa nel suo evolversi poi evidenzia profili di carattere penale, bisogna avere attenzione al fatto che a causa di quella norma che vi citavo l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria deve informare senza ritardo dell'eventuale notizia di reato l'autorità giudiziaria, il pubblico ministero in particolare. Quindi in questo senso dobbiamo tener conto dell'articolo 220 del codice delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che prescrive a chi effettua ispezioni di natura amministrative e nel corso delle stesse individui indizi di reato di procedere da quel momento in avanti utilizzando i poteri e la documentazione delle attività di polizia giudiziaria previste dal codice penale e con specifico riguardo alla documentazione dall'articolo 357 del codice di procedura penale. Ecco, questo nel caso dei reati tributari che prevedono la concreta punibilità di alcuni fatti solo al superamento di soglie di rilevanza penale, per esempio l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 5, ma anche gli articoli, i reati che riguardano il pagamento delle imposte, l'articolo 10 bis, 10 ter, 10 quater, l'11. Ecco, quando ci sono nella fattispecie criminale, penale, delle soglie perché si definisca la rilevanza penale, ecco, in questo caso bisogna che chi svolge l'attività di carattere amministrativo abbia attenzione a procedere dal momento in cui viene superata la soglia con i poteri e la documentazione di questi poteri previsti dal codice di procedura penale. Ma poi quali sono questi poteri? Beh, innanzitutto nell'esercizio di queste attività che poi diventano di polizia giudiziaria vengono in evidenza sicuramente tutte le attività che possono essere fatte anche di iniziativa, e quindi mi riferisco in particolare alle assunzioni di informazioni, le sommarie informazioni testimoniali, quindi gli articoli diciamo da 349 a 357 sicuramente, e poi anche gli articoli 380, 381, quello sul fermo, quindi diciamo varie norme del codice di procedura penale che riguardano le perquisizioni di iniziativa, gli accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose e sulle persone e il sequestro di iniziativa di cui all'articolo 354 e insomma le altre attività di assunzione di informazioni in particolare. Ovviamente queste attività devono essere svolte, seppure di iniziativa, seguendo le modalità che sono declinate dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale, che le disciplina quando queste siano disposte dall'autorità giudiziaria stessa, e quindi anche poi dall'articolo 252 e seguenti per il sequestro. Un altro strumento importante di indagine penale è quello delle intercettazioni delle comunicazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale e seguenti.
Ecco, in questo caso dobbiamo ricordarci che la norma pone dei limiti in via generale alla possibilità di procedere alle intercettazioni di comunicazioni sia telefoniche che informatiche e telematiche. Questa, diciamo, la norma generale è che possono essere disposte solo per delitti non colposi per i quali è prevista la pena edittale dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 5 anni. E venendo ai reati di cui parlavamo, quelli del decreto legislativo 74/2000 in materia di IVA e imposte dirette, sono in particolare la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture e altri documenti per operazioni esistenti di cui all'articolo 2, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, l'emissione di fatture per operazioni esistenti, articolo 8, l'occultamento o distruzione di documenti contabili, articolo 10, le indebite compensazioni mediante l'utilizzo di crediti inesistenti, l'articolo 10 quater, comma 2, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 11,1 secondo periodo, il falso nella transazione fiscale nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 11,2 secondo periodo. Ma a fianco alle intercettazioni telefoniche, devo dire ci sono anche altri strumenti che, ma soprattutto le intercettazioni telefoniche, sono particolarmente efficaci nel contrasto alle frodi fiscali e in particolare alle frodi carosello. In realtà nella frode carosello il fatto che c'è il missing trader, quindi il soggetto su cui viene scaricato formalmente tutto il carico tributario che poi sparisce e comunque non è aggredibile perché è una testa di legno che non ha nulla da perdere, ecco, è difficile poi riuscire ad arrivare ai reali beneficiari di questa frode e quindi riuscire anche ad attingere sotto il profilo patrimoniale chi ha realmente beneficiato della frode, se non si ha la possibilità di ricostruire non solo l'aspetto documentale e cartolare che viene posto in essere, ma proprio anche le relazioni tra i vari soggetti che fanno parte normalmente di un'associazione a delinquere che si occupa di questa cosa, quindi sono più soggetti. E in questo campo, per esempio, le intercettazioni telefoniche e delle comunicazioni sono fondamentali. Ma nel nostro lavoro ovviamente, proprio per quello che vi dicevo, anche gli accertamenti bancari, quindi la possibilità di accedere ai conti bancari e in particolare le modalità snelle e più efficienti ed efficaci che sono state ora rese possibile dall'attuazione dell'anagrafe dei rapporti, l'anagrafe dei rapporti istituita con il DL 223 del 2006, ecco, consente di accedere anche attraverso questi strumenti alla disponibilità, insomma, dei flussi finanziari che possono essere alle spalle di fenomeni frodatori particolarmente rilevanti. Altri strumenti molto importanti nell'investigazione giudiziaria ma anche amministrativa sono gli strumenti di cooperazione internazionale, perché effettivamente oggi gran parte, come vi accennavo anche a proposito delle frodi carosello, gran parte delle forme di criminalità economica e finanziaria hanno carattere di transnazionalità o di internazionalità. In questo senso sono importanti le convenzioni sia bilaterali che multilaterali stipulate dall'Unione Europea e dall'Italia in materia penale, in particolare quelle sotto l'egida del Consiglio d'Europa firmate a Strasburgo, ma parlando di attività di carattere amministrativo è importante l'assetto delle possibilità di ricorrere a strumenti di cooperazione internazionale amministrativa su base automatica e su richiesta nel mondo dell'Unione Europea, quindi in particolare, e comunque sulla base di convenzioni internazionali basate sul famoso modello OCSE con tutti i paesi e quindi a livello globale.
non posso non fare un cenno a proposito di responsabilità penale a un'altra modalità di responsabilità che però viene definita dal legislatore una responsabilità amministrativa e che può avere un interesse anche in questa platea, in questo comparto, perché sto parlando della responsabilità amministrativa degli enti, che è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 231, il decreto legislativo 231 del 2001. Questo è un decreto legislativo che individua una responsabilità, una parte della dottrina la definisce insomma parapenale o comunque amministrativa delle persone giuridiche, delle società, anche delle associazioni, anche se prive di personalità giuridica. E questa è una responsabilità degli enti, quindi, che si aggiunge alla responsabilità penale delle persone fisiche che materialmente commettono il reato, il fatto illecito. Quando si aggiunge? Quando queste persone fisiche che hanno commesso questo fatto illecito sono soggetti apicali e quindi che possono prendere le decisioni per conto dell'ente e esercitano e commettono questi fatti illeciti a vantaggio anche soltanto nell'interesse dell'ente di cui sono rappresentazione della volontà. Quindi in realtà si tratta di un assetto di sanzioni amministrative strutturato sulla base di quote che viene applicata sulla base di reati presupposto. Quindi la responsabilità dell'ente si radica nel momento in cui questa struttura del reato che ho descritto, del fatto che ho descritto, si appoggia su un reato presupposto che che la norma elenca e che negli anni è stato ampiamente integrato e ampliato e che comprende oggi una gran parte, molta parte dei reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e anche in materia economica e societaria, riciclaggio, eccetera. Tuttavia non posso non sottolineare che allo Stato ancora non ci sono i reati tributari. Ecco, venendo da questa, una cosa importante è che questa responsabilità amministrativa degli enti e quindi delle persone giuridiche ha la sua autorità competente anche a valutarle, quindi è l'autorità giudiziaria penale che è competente sul reato presupposto. Quindi di questo procedimento che pure individua una responsabilità amministrativa più in un senso tradizionale di diritto romano, però ecco, in realtà è una responsabilità amministrativa che viene assolutamente amministrata dall'autorità giudiziaria penale che si occupa appunto dei reati presupposti. Abbiamo fatto cenno veramente ai reati, alle attività di polizia giudiziaria, ma vi dicevo la nostra attività e l'assetto di poteri che anche dopo la riforma tributaria 825 del 71 sono stati conferiti alla Guardia di Finanza riguarda molto anche l'attività ispettiva di carattere amministrativo e mi riferisco in particolare all'attività che noi definiamo verifiche fiscali, ma insomma verifiche in generale e controlli. Una definizione vera e propria di questa attività, la verifica, insomma, non c'è nell'ordinamento giuridico se non la troviamo soltanto nella legge Statuto del Contribuente, la 212 del 2000, che quando si riferisce alle garanzie per i contribuenti, appunto, fa riferimento alle attività di verifica fiscale. In realtà questo strumento investigativo e ispettivo diciamo, è individuato unitamente al controllo fiscale. E c'è una differenza tra i due strumenti nella nostra prassi perché il controllo è una modalità di ispezione più snella, mirata a contestare e individuare situazioni di controllo appunto ai fini tributari
specifiche. La verifica fiscale normalmente abbraccia invece uno o più periodi di imposta. Questa è l'essenza della distinzione tra queste due denominazioni, verifica fiscale e controllo, che la Guardia di Finanza usa. In realtà le attività però sono basate entrambe sullo stesso asset di poteri a cui ho fatto riferimento, quindi decreto del Presidente della Repubblica 600 del 73 sull'accertamento delle imposte sui redditi e quello 633 del 72 sull'IVA, e poi anche la 7 gennaio 29 del numero 4 del 29. Vi dicevo che questa attività si declina attraverso degli step che sono fondamentalmente importanti per l'efficacia di questa attività, e in particolare l'accesso. L'accesso è un atto amministrativo di natura autoritativa che consente alla Guardia di Finanza di entrare, di permanere anche senza o addirittura contro il consenso di chi ne ha la disponibilità nei locali destinati all'esercizio di attività agricole, commerciali, artistiche o professionali, ma anche in quelle utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 460 del 97, le onlus, ma vedremo poi anche i locali adibiti addirittura da abitazione privata. Ecco, l'accesso ovviamente a seconda dei luoghi dove si svolge ha un asset di autorizzazioni che sono necessarie. Innanzitutto deve essere necessario lui stesso, perché deve essere motivato l'accesso da effettive esigenze di indagine e di controllo sul luogo, quindi perché in caso contrario ci sono altri strumenti che poi vedremo che possono essere utilizzati per sviluppare comunque l'ispezione di natura tributaria o economico-finanziaria. In particolare, quando parlo di autorizzazioni, sono sicuramente sempre un'autorizzazione all'accesso che deve essere fornita dal comandante del reparto e dal responsabile dell'ufficio che dispone l'attività di verifica o di controllo, e nel caso dell'accesso in abitazioni private o in locali destinati in modo promiscuo ad abitazioni private, ecco, ci vuole anche un'autorizzazione specifica dell'autorità giudiziaria che, pur non essendo appunto una vera perquisizione, ma interviene in quanto si va a incidere sul domicilio privato, sui luoghi destinati ai privati. Peraltro, ecco, a questo proposito devo dire che solo dopo il 2016, quindi la legge delega, la 106 di delega al governo per la riforma del terzo settore, è stato previsto che per accedere nei luoghi appunto dove vengono svolte le attività degli enti sostanzialmente del terzo settore, vado un po' velocemente, non è più necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, anzi in quel caso nel precedente regime era necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria motivata anche da gravi indizi di violazione. Dal 2016, proprio per aumentare la possibilità delle funzioni di controllo su questi enti che svolgono sempre più un'attività importante e di rilievo nella società e nell'economia, questa esigenza è stata dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria è stata superata, residuando sempre, mantenendo sempre l'esigenza che l'accesso e il controllo deve essere disposto con un ordine formale del comandante del reparto o dell'ufficio che svolge l'attività. L'accesso è funzionale a un'attività importante che è prevista anche dalle norme che facoltizzano la Guardia di Finanza a sviluppare le sue attività, che è la ricerca. In effetti, quindi, l'accesso ha un senso nella misura in cui poi chi lo esegue ha l'esigenza di eseguirlo, ma questa esigenza è legata all'esigenza di fare ricerche nei luoghi in cui si accede, e le ricerche sono finalizzate all'individuare e ad acquisire quindi libri, registri, scritture, documenti, ma in realtà ogni altro elemento anche di natura informatica che possono essere
scusate, che possono essere utili alla ricostruzione della effettiva capacità operativa e contributiva del soggetto controllato. Andando velocemente, la verifica poi ovviamente si sviluppa attraverso l'ispezione documentale, quindi i controlli sulla tenuta e la conservazione delle scritture contabili obbligatorie, ma non solo di quelle obbligatorie, anche di altri documenti e scritture contabili che comunque siano acquisite ritualmente all'attività ispettiva. Ho parlato anche di acquisizione rituale perché questo è un aspetto importante. L'utilizzabilità dei documenti che vengono acquisiti nel corso delle ricerche e degli accessi è subordinata alla ritualità dell'acquisizione, e in questo senso vengono in evidenza anche le diciamo acquisizioni e quindi i documenti, ma anche solo la conoscenza di fatti che è stata acquisita attraverso indagini di polizia giudiziaria, anche diverse da quelle legate alle attività di natura tributaria, insomma ai reati tributari o economici in genere. In questo caso, attraverso l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, può essere acquisita la disponibilità di queste attività, di questi documenti, di queste informazioni, e utilizzata ritualmente e quindi correttamente nel procedimento di accertamento tributario. Penso per esempio all'accertamento fatto per motivi di polizia giudiziaria, accertamento bancario fatto per motivi di polizia giudiziaria, dove l'esame della documentazione bancaria e l'acquisizione della stessa è già avvenuta nell'ambito del procedimento penale, ma poi attraverso questa autorizzazione può essere acquisito ritualmente questa documentazione anche all'ispezione di carattere amministrativo tributario. L'ispezione documentale è la disponibilità ovviamente di questi documenti e la possibilità di valutare non solo gli aspetti documentali ma anche l'operatività vera e propria dell'azienda e dell'impresa che si controlla, è l'oggetto poi delle attività di verificazioni e ricerche di altre rilevazioni che nel corso dell'attività di verifica, attraverso i poteri conferiti dall'articolo 52 del DPR IVA e 33 del DPR sull'accertamento delle imposte dirette, possono essere svolti. Mi riferisco ovviamente alle riconciliazioni tra la documentazione elementare e le scritture contabili, ma anche ad altre attività che possono essere connesse alla contabilità dei costi, alla tecnica industriale, comunque insomma tutto quello che può descrivere la reale portata dell'attività svolta dal soggetto che viene sottoposto a verifica. Vi dicevo, l'accesso caratterizza l'attività della Guardia di Finanza che appunto essendo indirizzata verso i soggetti che meritano questo tipo di attività, perché la Guardia di Finanza opera solo per individuare o insomma tendenzialmente opera per individuare le situazioni più anomale che fanno sorgere più dubbi, sui quali si può pensare di più a fenomeni illeciti o comunque di illegalità. Ecco, questa attività di accesso, di ricerca, di verificazione però in realtà può essere integrata o addirittura sostituita quando l'accesso non sia necessario, ma torno a dire questo forse per la Guardia di Finanza è meno usuale, dall'attività dell'invio di questionari e richieste ai contribuenti, che è un'attività sempre prevista dagli articoli 32 e 33 dell'accertamento, imposte dirette, e 51 e 63 del DPR IVA. Questi inviti e questi questionari ovviamente sono di vario tipo e di varia natura, ma in alcuni casi, come l'acquisizione di documentazione presso le banche o presso le autorità di vigilanza, sono soggetti non solo all'ordine formale o comunque a un invito formale del comandante del reparto, dell'ufficio che esercita l'attività ispettiva, ma nel caso della Guardia di Finanza sono subordinati a un'autorizzazione specifica del comandante regionale. L'attività di verifica, abbiamo detto prima, le attività di polizia giudiziaria devono essere
formalizzate e documentate sulla base di quanto previsto dall'articolo 357 del Codice di procedura penale. Nel mondo delle attività amministrative, la Guardia di Finanza, in base alla previsione delle norme più volte richiamate, ma anche delle regole generali in materia di atti pubblici dettate dagli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile, la Guardia di Finanza redige in particolare un atto che è il processo verbale di verifica, che è un atto che è una sorta di diario quotidiano delle attività ispettive svolte. Nell'ambito di questo atto si dà conto anche del contraddittorio che viene instaurato con il contribuente nel corso delle attività, e questo contraddittorio è un contraddittorio che ha una valenza molto importante, tant'è che addirittura anche dopo le attività di verifica il contribuente entro i 60 giorni successivi può avviare osservazioni anche agli uffici impositori e quindi avviare un contraddittorio anche con gli uffici impositori prima degli accertamenti. La conclusione della verifica viene cristallizzata, quindi quello che il follow-up dell'attività di verifica viene cristallizzata nel processo verbale di constatazione, che è l'atto finale, terminale della verifica e che è quello che racchiude sia la motivazione ma anche la prova degli eventuali rilievi e delle irregolarità che emergono durante l'attività di verifica. Vi dicevo che una parte importante dell'azione della Guardia di Finanza e del contrasto e dell'efficacia del contrasto alla criminalità e all'illegalità economico-finanziaria è legata alla possibilità di eseguire un efficace e credibile contrasto di natura patrimoniale, quindi il sequestro e la confisca dei proventi di questa attività. Fino a pochi anni fa tutto questo poteva avvenire in base all'articolo 240 del Codice Penale con la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prezzo del reato e poi anche della confisca facoltativa di quelle che ne rappresentano il prodotto e il profitto. In realtà questo articolo prescriveva sostanzialmente una diretta pertinenza tra il prezzo o il profitto e il bene che poteva essere acquisito, insomma, colpito dalla misura ablativa. E questo spesso vanificava lo sforzo perché era difficile, soprattutto in alcune situazioni, individuare un nesso diretto tra i soldi trovati su un conto corrente, per capirci, e il prezzo che era stato pagato per un reato. In realtà dal 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2008, grazie alla legge 244 del 2007, è stato possibile il sequestro anche per equivalente. Quindi in realtà possono essere sequestrati fino a concorrenza del prezzo del reato, del profitto del reato, beni e utilità che comunque siano nella disponibilità del reo. Questo vale inizialmente fino al 2015, valeva solo per tutti i reati tributari, sicuramente ad eccezione dell'articolo 10, che è quello dell'occultamento delle scritture contabili. Successivamente, grazie a questa modifica normativa, appunto l'articolo 12 bis del 2015, introdotto con il decreto legislativo 158 del 2015, ha incluso anche l'articolo 10, seppure risulta a volte difficile pensare a come l'occultamento delle scritture contabili possa portare a un prezzo o a un profitto, se non quello appunto il prezzo che può aver conseguito chi ha commesso questo atto e quindi ovviamente non sempre facilmente individuabile. Non posso non citare anche il fatto che una recente acquisizione, insomma ormai di qualche anno per la verità, è stata fatta anche in materia di misure di prevenzione patrimoniale. In questo ci ha dato una mano anche il codice antimafia di cui al decreto legislativo 159 del 2011, che ha sganciato in realtà
l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale da quelle personali, e ha consentito anche l'individuazione così di una categoria di soggetti pericolosi, che sono i soggetti fiscalmente pericolosi. Ora non mi dilungo su questo tema perché il tempo purtroppo è tiranno, ma posso dirvi che anche questa modalità di aggressione del profitto, insomma del portato patrimoniale della criminalità economico-finanziaria, può essere determinante per dare efficacia e deterrenza a questa attività di contrasto. In realtà il soggetto fiscalmente o socialmente fiscale, l'evasore fiscale socialmente pericoloso, si caratterizza per la abitualità e per la continuità, deve essere un soggetto che vive sostanzialmente di illegalità di carattere fiscale. Ma se voi ci pensate bene, non è così difficile a volte, anche nell'esperienza di vita di ciascuno di noi, individuare i vari soggetti che hanno queste caratteristiche. Per ultimo, ma non ultime, le misure cautelari di natura amministrativa previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 472/97, e quindi la possibilità di iscrivere ipoteca o esecuzione mediante ufficiale giudiziaria del sequestro conservativo a valle dei procedimenti di constatazione o di accertamento tributario. Rapidamente, in un quarto d'ora, conto di concludere. Per quanto riguarda l'attività svolta, ecco, tutto quello che vi ho descritto finora riguarda anche i soggetti del terzo settore, quindi riguarda anche l'attività che la Guardia di Finanza pone in essere nei confronti dei soggetti del terzo settore. Terzo settore che non mi dilungo a dirvi che è stato attuato attraverso i decreti legislativi del 2017 con riguardo anche all'impresa sociale, peraltro il 117 con riguardo anche all'impresa sociale, e che interessa la missione istituzionale della Guardia di Finanza sotto due profili di illiceità in particolare, che poi richiamano un po' quello che già vi dicevo all'inizio. Il profilo dell'illiceità fiscale, cioè l'attività che noi possiamo svolgere nei confronti di questi soggetti attraverso l'esecuzione di verifiche e controlli finalizzati a individuare enti che solo formalmente, come diceva anche il professore Miele all'inizio, hanno i requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dall'ordinamento, ma che in realtà dietro questo schermo fittizio della non commercialità esercitano vere e proprie attività di impresa. E in che entità questa attività viene esercitata, e poi sotto il profilo economico-finanziario, cioè indagini di polizia, in questo caso spesso di polizia giudiziaria, che sono finalizzate a far emergere entità giuridiche che fittiziamente dichiarano finalità solidaristiche, ma in realtà operano per altri fini che non sono conformi all'ordinamento giuridico, e quindi spesso a copertura di attività criminosa, o più ancora per l'acquisizione indebita di fondi pubblici che sono finalizzati invece allo sviluppo di iniziative di carattere sociale e a beneficio della collettività. Quindi in questo senso, ecco, qui mi piace richiamare che in questa attività è stata prevista, è particolarmente rilevante, l'articolo 94 del decreto legislativo 117 del 2017, ma è importante la previsione obbligatoria del contraddittorio con l'ente del terzo settore che sia oggetto di questa attività. Ecco, vado rapidamente perché veramente mi sono dilungato forse oltre il dovuto. Una cosa importante è anche il fatto che c'è una cooperazione, perché nella riforma del terzo settore sono stati previsti degli organismi che effettuano l'attività di vigilanza e di controllo sugli enti del terzo settore, e questa attività però viene coordinata e si rende complementare con quella che comunque la Guardia di Finanza e l'amministrazione finanziaria può svolgere nei confronti degli enti del terzo settore, e anzi è prevista un po' sulla falsariga, per quanto abbiamo già visto, dell'articolo 36 del DPR 600 del 73, praticamente viene prevista anche che
l'amministrazione finanziaria trasmetta all'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore gli esiti delle attività ispettive anche di carattere tributario, che possano poi portare l'ufficio del registro unico nazionale anche all'eventuale cancellazione del soggetto. Altrettanto è previsto, appunto ai sensi di questa cooperazione, che gli uffici i vari enti che svolgono vigilanza sul terzo settore trasmettano alla Guardia di Finanza gli esiti che possono avere della loro attività di vigilanza, che possono avere un rilievo sotto il profilo fiscale e finanziario. Devo necessariamente chiudere qui, non senza dirvi che quindi le attività ispettive della Guardia di Finanza saranno particolarmente indirizzate verso la destinazione del patrimonio e all'assenza dello scopo di lucro, in particolare la destinazione del patrimonio nel momento in cui l'ente termina la sua attività, la devoluzione appunto in caso di scioglimento, il controllo delle scritture contabili di bilancio e i libri sociali obbligatori previsti dagli articoli 13 e 15 del codice, e poi insomma le altre attività di funzionamento che caratterizzano i requisiti di chi è iscritto nel registro nazionale. Concludo veramente dicendovi che siamo ancora in una fase dove si registra, insomma è stato varato il registro unico, quindi nei prossimi mesi si può dare un po' di ordine e certezza a questo mondo che viene fuori dalla riforma. Un passaggio importante è certamente quello degli articoli 55 e 56 del codice, che individuano questa complementarietà, forse, insomma comunque questa collaborazione, questa sussidiarietà degli enti del terzo settore con i soggetti pubblici per il raggiungimento dei fini sociali. E questa è una cosa che è molto importante, perché è sicuramente una grande opportunità per gli enti del terzo settore per collaborare, per diventare partner di progetti delle amministrazioni pubbliche, e questo anche, consentitemi, traguardando la stagione dei fondi europei del Recovery Fund e le possibili loro innumerevoli declinazioni, potrebbe essere una sfida importante anche per il terzo settore, però se mi consentite è una sfida importante anche per noi della Guardia di Finanza, che dovremo assicurare che il tutto avvenga regolarmente e soprattutto garantendo a chi agisce nel terzo settore con professionalità, con serietà e con dedizione di poterlo fare nel modo migliore possibile e non dovendo confrontarsi con soggetti che non meritano di essere annoverati nella società civile così dignitosamente rappresentata dal terzo settore. Devo dirvi che in questo siamo, come Guardia di Finanza, sempre in ascolto e quindi siamo disponibili e siamo pronti a ricevere qualunque input e qualunque segnalazione che ci consenta di assicurare al meglio appunto la polizia economico-finanziaria e la sicurezza economico-finanziaria che è necessaria anche agli enti del terzo settore per operare al meglio. Vi ringrazio, mi scuso se mi sono dilungato, professore Miele, ma non riuscivo a non dire, seppure velocemente, le cose che ho detto. No, veramente non si deve assolutamente scusare, perché io invece devo ringraziarla per questa panoramica veramente ampia, e una panoramica poi anche organica, ciò che io penso sia stato di grande utilità per tutti noi, anche lo posso riscontrare questo giudicando la persistenza delle presenze durante questa sua relazione. Ripeto, una relazione ampia, organica e veramente utile. Io ho notato che presenti, comandante, ci sono alcuni amici dei venerdì del terzo settore, della nostra scuola. Tra tutti voglio salutare il nostro professore ordinario di diritto tributario Roberto Schiavolini. Poi ci sono altri amici anche da Roma, però non so se sono in grado di violare la loro privacy quanto alla presenza. Generale, veramente devo dire, io sono molto grato
per questo intervento durato ampiamente più di un'ora, ma almeno io personalmente, ma anche ho visto le persistenze delle presenze, non mi sono accorto del passaggio di questo tempo, perché veramente l'organicità è frutto evidentemente della conoscenza teorico, ma anche dell'esperienza. A questo punto, come d'uso durante i venerdì del terzo settore, se ci sono delle domande, mi pare, dottoressa Mandurina, che queste domande possono essere prospettate in chat, no? Certamente sì. Chi ha Ecco, delle domande da fare può scriverle in chat tranquillamente. se ci sono delle domande, naturalmente domande di tipo generale, non di tipo riferite a singoli enti, noi siamo qui a disposizione, penso anche il signor generale. Intanto io volevo ricordare che il video di questo incontro sarà a disposizione tra qualche giorno sui nostri canali web e che rimanderanno poi al sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che appena insomma avrà il video a disposizione poi lo manderà in rete. Va bene. Ecco. Mi pare che non ci siano delle domande. Allora a questo punto io non posso fare altro che ringraziare il generale comandante e approfittare dell'occasione per inviare a tutti voi gli auguri migliori di buone feste al generale, alla sua famiglia e poi anche a voi tutti e alle vostre famiglie. Dottoressa Mandurino, se vuole dire lei una parola cortesemente su quello che potrà essere l'evento finale. Mi associo intanto ai ringraziamenti nei confronti del generale Dell'Agli e anche appunto ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno seguito. Come ricordavo all'inizio, i venerdì del terzo settore non finiscono qui, vi faremo compagnia anche a gennaio con un evento conclusivo che stiamo organizzando e poi appunto se si riesce a recuperare anche gli appuntamenti che erano in calendario fin dall'origine, sicuramente ve li proponiamo. Grazie ancora al nostro pubblico e mi unisco anche agli auguri natalizi di buone feste, nonostante il periodo, insomma, compatibilmente con il periodo, speriamo tutti di passare delle feste serene e a questo punto saluto tutti quanti. Buonasera e grazie ancora. Grazie, grazie. Anch'io non l'ho fatto prima, ma ovviamente formulo a tutti gli auguri di buone feste, di buon Natale. Ecco generale, grazie ancora generale, e buone feste a tutti e a presto. E soprattutto l'augurio è di un anno 2021 che sia nettamente migliore di questo, differenziato dall'anno 2020. Ecco, questo è l'augurio più cordiale per tutti. Ce lo auguriamo tutti. Grazie professor Miele, grazie anche a lei moltissimo voi, per la disponibilità. Grazie, buonasera a tutti. Grazie, a Grazie presto. dottoressa, arrivederci. A presto.